Ruvo di Puglia, provincia di Bari. Nella diapositiva vediamo il grandissimo ospedale di Ruvo, però è quello delle origini. Difatti la diapositiva è in bianco e nero e poi sulla destra ci sono solo case basse. Ma prima di parlare dell'ospedale, parliamo un po' di Ruvo di Puglia e dopo torniamo a parlare dell'ospedale, che lo faccio volentieri. Dunque, nel 1510 Oliviero Carafa acquistò il feudo di Ruvo di Puglia e la stessa città conobbe un periodo storico negativo. La maggior parte delle storiche famiglie patrizie ruvestine si estinsero e solo nel Seicento sorsero nuove famiglie nobili che conobbero una particolare e florida condizione economica. Furono inoltre rafforzate ulteriormente le mura, ma nonostante il lungo periodo di pace, la popolazione era soffocata dalle angherie dei Carafa e dal governo tirannico degli stessi, che trasformarono la torre del pilota da strumento di difesa a prigione per gli oppositori. Tra la fine del Cinquecento e il Seicento, ovvero nell'epoca della Controriforma, Ruvo di Puglia vide nascere vari sodalizi e congreghe tuttora operanti specialmente nella cura dei riti della Settimana Santa ruvestina. Tuttavia, in questo periodo buio della storia di Ruvo, si distinsero alcuni uomini illustri, tra i quali il più celebre è senza dubbio il medico Domenico Cotugno. Nel 1806, sotto il dominio napoleonico, il feudalesimo fu abolito, concludendo così il dominio dei Carafa durato 3 secoli. Però tra i Carafa dei conti di Ruvo si segnala l'eroe della Repubblica Partenopea del 1799, Ettore Carafa. Per questo è stato a Ruvo dedicato un corso a lui, Corso Ettore Carafa. Non si può parlare di Ruvo di Puglia senza la cattedrale, e noi la cattedrale la vediamo benissimo nella diapositiva. Una cattedrale fotografata con una macchina fotografica 6x6 diversi anni fa. La cattedrale è tra le più note chiese romaniche di Puglia. Sorse tra il XII e il XIII secolo, sui resti di un più antico tempio. La facciata ostenta un prezioso apparato scultoreo che ruota intorno allo splendido portale e al grande sole di pietra della parte alta.
L'interno a 3 navate e a croce latina presenta un ciborio collocato nel corso del restauro del 1899. Tra le opere d'arte, la tavola della Madonna di Costantinopoli dello ZT, datata 1539. Sulle pareti del transetto cospicui frammenti pittorici del 400. Ma alle spalle vediamo il maestoso campanile, la torre campanaria sulla destra, che è austera e solitaria e risale al X secolo d.C. La funzione iniziale è stata certamente quella di difesa. Ha la base quadrata e misura di lato metri 6,5, mentre è alta metri 37. Sorregge un gruppo di 3 campane di 18 quintali. Ma questa torre campanaria in passato fu anche utilizzata come prigione. Ma veniamo all'ospedale civile di Pietà di Corso Piave numero 80, che sorse sotto questo nome nel 1884 con i fondi del Monte di Pietà, con una capacità ricettiva massima di 30 posti letto, sfornito di ogni necessario accessorio, di attrezzatura tecnica e servizi sussidiari. Restò in tale stato sino al 1947. In tale anno fu progettata la sopraelevazione del secondo e terzo piano, la costruzione di un padiglione dove è alloggiato un poliambulatorio generico e specialistico ed un moderno quanto attrezzato gabinetto di analisi chimiche, nonché un reparto di isolamento per infermi contagiosi. In quegli anni era in corso di ultimazione il nuovo modernissimo reparto operatorio, che sarà completato con un altrettanto moderno impianto radiologico. Il complesso è stato anche dotato di un ameno riposante giardino per il passeggio degli infermi. Funzionano continuativamente i seguenti servizi: medicina interna, chirurgia generale, chirurgia otorinolaringoiatrica, oculistica, ostetrica, ginecologica, traumatologica e infortunistica. Detti servizi sono svolti a favore di privati iscritti all'INAM, ENPAS, INAIL e gratuitamente
a tutti gli iscritti nell'elenco dei poveri. Il poliambulatorio ha in funzione continuativi i seguenti servizi: pronto soccorso medico chirurgico, consultorio otorino-laringoiatrico, oculistico, dermosifilopatico, ostetrico, ginecologico, chirurgico specializzato, medicina interna, gabinetto di analisi e radiologico. Tutti detti servizi sono gratuiti a tutti gli iscritti alla condotta medica ed ai cittadini poveri in genere. Ma facciamo un quadro riassuntivo dell'assistenza offerta gratuitamente. Dunque, il 1946 a medicina assistiti 83, ricoverati 4. 1947 medicina assistiti 7.003, ricoverati 20. Oculistica assistiti 190, ricoverati 1. 1948 medicina assistiti 6.541, ricoverati 7. Oculistica assistiti 302, ricoverati 5. 1949 medicina assistiti 6.568, ricoverati 9. Oculistica assistiti 248, ricoverati 14. 1950 medicina assistiti 6.769, ricoverati 4. Oculistica assistiti 442, ricoverati 2. 1951 medicina assistiti 7.816, ricoverati 5. Oculistica assistiti 378, ricoverati 5. Mi ricordo che questo ospedale è stato molto utile ai cittadini ruvesi in passato, perché si sa che un ospedale più è vicino ai cittadini e più possibilità ci sono di salvare vite umane. Dagli anni 50 agli anni 80 circa è stato molto attivo. È stato utile dal primo cittadino all'ultimo, anche perché gli infarti, le emorragie interne, i parti difficili, le cadute, gli ictus, gli incidenti stradali e domestici non guardano mica la classe sociale, capitano a tutti. Mi ricordo che ha salvato tantissimi ragazzi quando alle feste si sparavano sau passandangiur batarei e molti ragazzi prendevano in mano i botti non esplosi e esplodevano nelle loro mani.
ma subito si recavano velocemente anche a piedi in questo ospedale e si salvavano. Come si sono salvati tanti ruvesi andando a piedi all'ospedale. Mi auguro che rimanga sempre efficiente e aperto a tutti. Al massimo si può riqualificare come si è fatto per le 3 ville di Piazza Dante e di Piazza Giacomo Matteotti.